Sono state 2 ore intense e cariche di significato quelle dell'incontro tra Papa Francesco e i vescovi delle chiese del Nord-Est, guidati dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in veste di Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Il confronto con il Santo Padre è stato davvero a tutto campo, in un clima di grande cordialità, e ha lasciato e lascerà un segno indelebile per il futuro, come racconta proprio Monsignor Moraglia, al termine della riunione direttamente da Roma. 2 ore di dialogo a 360 gradi in un clima di grande simpatia e anche di grande dimistichezza e fraternità. Abbiamo sentito il Papa veramente vicino, gli abbiamo parlato delle nostre terre, delle nostre chiese, delle nostre sofferenze, delle difficoltà, ma anche dei progetti che portiamo avanti. Un elemento ha colpito tra gli altri i pastori del Nord-Est, la grande conoscenza del successore di Pietro delle diverse realtà delle chiese locali a Venezia, nel Veneto e in tutto il ricco Nord-Est. Siamo rimasti colpiti anche perché il Papa ci conosce veramente e questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo potuto trascorrere con lui 2 ore veramente che rimangono nella pastorale delle nostre chiese come qualcosa che le segnerà per il futuro e è una bella premessa per ritornare nelle nostre terre con questa visita dall'Imina che ha avuto questa perla preziosa nell'incontro di oggi con il Papa, il Santo Padre Francesco.